Archiviano oggetto di pesanti insulti razzisti da parte di alcuni giocatori in tribuna durante una partita di calcio a 5 a San Vendemmiano, e mentre la squadra allontana i protagonisti lui si sfoga: non li denuncio, ma quanta sofferenza. Domani saranno 10 anni dalla scomparsa di Marianna Cendron, che a 18 anni svanì letteralmente nel nulla. A Paese i suoi genitori non smettono di sperare. In queste ore hanno scritto una lettera indirizzata a lei. Tragedia nella notte a San Donà di Piave, 19enne esce di strada con l'auto, finisce in un canale, il fratello gemello si tuffa, lo riporta a riva, ma il ragazzo muore sulla riva. Ieri sera un guasto alla linea elettrica che serve il centro storico di Asolo, oltre 400 utenze senza corrente per ore, 2 gruppi elettronici in azione per tamponare il disagio. Siccità e caro energie spingono in alto anche le bollette del consorzio di bonifica Piave, in arrivo in questi giorni agli utenti in servizio. Il giorno delle primarie del PD, al voto fino alle 20, nei 61 seggi allestiti nella Marca per la sfida Bonaccini-Schlein, c'è voglia di rottamare, serve un nuovo gruppo dirigente, dicono. Mentre il conflitto in Ucraina continua, l'Archivio Storico di Antena 3 ripropone un servizio di 32 anni fa, quando la guerra in Iraq aveva creato una mobilitazione generale, al punto che il Comune istituì una commissione per la pace. Ben ritrovati, TG Treviso, buonasera e buona domenica. Insulti razzisti, l'ennesimo episodio di razzismo in un contesto sportivo. Ricordate quello che ha visto protagonista Cherif Traoré e ha avuto come conseguenza l'espulsione di uno dei giocatori della Benetton Rugby. Questa volta andiamo a San Vendemmiano, insulti razzisti ad un giocatore di calcio a 5 alla fine di una partita. Noi lo abbiamo intervistato e ascoltato. Vabbè, negro, quello è che dicono sempre. Hanno iniziato ad insultarlo già a metà partita per il colore della sua pelle, gratuitamente. A fine partita arriva la sferzata finale, nuovi insulti. Gabriel lascia il campo e per questo ora rischia la squalifica, ma vuole spiegazioni. I compagni lo convincono a rientrare. Nel momento in cui sono rientrato, mi stavo mettendo in fila con gli altri, un genitore a fuori fa tornatene in gabbia. Proprio l'ha urlato così, e questo l'ha sentito anche l'arbitro e tutto, e là è uscito tutto il casino. Mi sembrava proprio troppo e sono esploso. 22 anni in Italia da circa la metà, dove è arrivato per ricongiungersi con la mamma. Cameriere la sera, 2 giorni a settimana sul campo nel weekend della partita. Gabriel ha deciso di non denunciare. I 2 responsabili del settore giovanile della squadra avversaria, il Savne 1000, sono già stati cacciati. Il 61enne invitato a non presentarsi più in tribuna, ma c'è qualcosa che questa volta, dopo anni di insulti, si è mosso dentro, in lui e anche nella dirigenza. Dire a una persona tornata in gabbia è come dargli dell'animale, di qualcosa di proprio brutto, da essere rinchiuso, capito? Che non dovresti essere in mezzo alle persone e robe così. È spiacevole, quindi ho un po' rivisto in Gabriel quello che magari spesso è capitato anche a tuo figlio. Esatto. A giocare insieme a Gabriel c'è anche Mesfin, adottato insieme alla sorellina dal dirigente Luca Gatto. Succede spesso, ma magari negli anni noi abbiamo sempre cercato di fargli capire che non bisogna rispondere con violenza su violenza. Il colore della pelle, secondo me, è la scusa, è una scusa per tirar fuori il peggio di sé. Purtroppo nel mondo dello sport succedono queste cose. Insulti, diciamo che è una cosa di ogni partita. Però purtroppo succedono anche queste cose che entrano un po' su discorsi molto pesanti. Questo è stato più pesante? Questo è stato un po' pesante, sì. Domani saranno 10 anni dalla scomparsa di Marianna Cendron, la 18enne svanì letteralmente nel nulla. L'inchiesta è stata archiviata. A Paese i suoi genitori continuano a sperare e hanno scritto una lettera indirizzata proprio a lei. Il 27 novembre hai compiuto 28 anni e proviamo a immaginare che donna sei diventata, ma sei libera o in pericolo? Quanto ci manchi? Viviamo solo di ricordi, non vediamo più il tuo sorriso, non sentiamo la tua sensibilità, l'accoglienza rivolta a chi era in difficoltà. Viviamo nel silenzio che ci logora, ma qualsiasi cosa sia accaduta non smetteremo mai di cercarti, vogliamo risposte, verità e pace. Le nostre sensazioni sono che tu sia ancora viva, ma non sappiamo dove cercarti. Una lettera aperta a lei, Marianna, scritta dalla sua famiglia, che 10 anni dopo non si arrende e vuole sapere dov'è. 10 anni in un limbo terribile che si può soltanto immaginare. Un incubo iniziato il 27 febbraio 2013 per i Cendron, a Paese. Papà Pier Francesco, mamma Emilia e il fratello Giorgio. Non sappiamo nulla di lei, in questo momento non vi è nulla, non vi è nessuna ricerca, è tutto chiuso, i casi sono chiusi, è un qualcosa di pesante.
di drammatico. Sono 10 anni dove abbiamo il nulla. Sentiamo che c'è ancora e che Marianna è viva, il papà lo ribadisce a più riprese, ma la paura di un epilogo tragico è costante da 10 anni a questa parte, un brivido che sale ad ogni ritrovamento di resti umani. Negli scorsi giorni sono stati trovati questi resti a Marghera. Ogni volta che succede, che trovano qualcosa, che ci sono dei resti, anche se noi pensiamo che sia viva speriamo che sia viva da qualche parte, il retro della medaglia ci fa pensare anche che potrebbe non esserci più, per cui finché non c'è un esito resti sempre col dilemma. Marianna sparì nel nulla dopo aver terminato il suo turno di lavoro al golf club di Salvarosa di Castelfranco, dove lavorava come aiuto cuoca. Nulla a far presagire la scomparsa. Avrebbe dovuto raggiungere il fidanzato, ma all'appuntamento non si presentò mai. Da qualche tempo viveva nell'abitazione del vicino di casa, della famiglia Cendron, a Paese. Con lei scomparvero anche la sua bici e i suoi telefoni cellulari. Qualche giorno dopo una mano ignota cancellò il suo profilo Facebook. La ragazza non aveva denaro né documenti. La procura di Treviso aprì un fascicolo per sequestro di persona, sentendo a più riprese il fidanzato e il vicino, ma nel 2018 è sopraggiunta l'archiviazione dopo 3 richieste rigettate. I Cendron sono da sempre convinti che la falla fu all'inizio. L'aveva fatto subito, però le ricerche sono iniziate dopo 10 giorni. Purtroppo non hanno rispettato la legge, che avevano fatto le ricerche subito, perché lei era scomparsa prima, era andata via 2 o 3 giorni e loro hanno detto ma è andata via 2 o 3 giorni, andrà via 2 o 3 giorni anche questa volta, ritornerà, invece andava cercata subito. 10 anni dopo resta un solo desiderio, che Marianna dovunque sia si faccia sentire. La cosa migliore sarebbe una telefonata, o anche non una telefonata, anche non so, andare in un posto di polizia come abbiamo detto altre volte e dire io sto bene, non voglio che nessuno mi disturbi, stop, si chiude tutto. Sappiamo che c'è, da qualche parte c'è, però così noi non sappiamo se è viva, se è trattenuta, se non c'è. Non lo sappiamo, cosa è successo, cosa non è successo. 2 tragedie della strada in Veneto nella notte, la prima a Verona, un 23enne neopatentato alla guida di una Fiat Punto ha invaso la corsia opposta in via Galliano e dopo l'una si è scontrato frontalmente contro una Toyota. A bordo c'erano 4 persone, ad avere la peggio una di queste, un 61enne, feriti gli altri 3 occupanti dell'abitacolo. Sono in corso accertamenti per capire lo stato psicofisico del giovane. Un'ora dopo un altro incidente purtroppo mortale a San Donà. Perso la vita un ragazzo di soli 19 anni, a tentare di salvarlo il fratello gemello. Si è tuffato nel canale, ha raggiunto l'abitacolo, ha tirato fuori il fratello e lo ha riportato a riva disperato, ma non c'era più nulla da fare. Gabriel è morto sotto gli occhi dell'inseparabile gemello Riccardo. Una tragedia nella notte di San Donà. Gabriel Andretta ha perso la vita a 19 anni dopo che la sua Peugeot è finita fuori strada nel canale Grassaga, a Fossà, poco distante da casa, dove stava rientrando. Riccardo lo precedeva su un'altra auto, non l'ha più visto. È tornato indietro e si è accorto della vettura nel canale. Poi il drammatico epilogo, l'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri. In paese sono ore di shock. Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba, Luci sulla buona strada, mamma di quel Riccardo Laugeni tra le 4 vittime del tragico incidente di Jesolo nel luglio 2019, conosce molto bene la famiglia ed è stata tra le prime a portare il suo conforto, trovando disperazione e lacrime. Un vuoto, una disperazione, una tristezza che, come dico sempre, non può essere colmata in nessun altro modo. Per lo più è una famiglia che conosco da molto tempo ed è stata molto anche vicina nel momento in cui è successo a me e ho voluto fare lo stesso anch'io. Sotto shock in particolare il fratello Riccardo. Immaginiamo che immagine possa avere questo fratello e che cosa possa avere dentro, perché molte volte queste cose non passano da oggi a domani, hai sempre qualcosa dentro che ti rimane, quindi è un'immagine molto molto forte, una cosa molto dolorosa che ti rimane dentro, ed è stato anche bravo, coraggioso nel provare a tentare di salvare suo fratello. Gabriel aveva frequentato l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Vito Volterra e ora studiava a Ca' Foscari. Con Riccardo militava nella squadra juniores del Musile 1000, che ha deciso di rinviare la partita prevista nel pomeriggio in segno di lutto, postando sulla pagina Facebook un messaggio di cordoglio.
Ancora giovani vite spezzate, troppe per Romina Ceccato, che continua la sua battaglia su più fronti. Primo, maggiori investimenti sulla sicurezza. Se in quella strada ci fosse stato un guardarai, se quella strada fosse stata a senso unico, allora vogliamo prendere in mano la situazione, ma basta parole, perché mi sembra che ultimamente qua, questo bollettino non sta finendo. Secondo, la sensibilizzazione. Sì ragazzi, quando incominciano a fare anche le patenti, incominciano a guidare, dovrebbero andare sui posti dove le strade sono pericolose. E sempre in tema di sicurezza stradale, anche a Treviso il flash mob di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, in maniera pacifista in corrispondenza degli attraversamenti pedonali per chiedere il limite di 30 km/h non soltanto in alcune zone ma in tutta la città. FIAB insieme a parecchie altre sigle come Lega Ambiente, come Salve i Ciclisti, come Amodo, che è la sigla che riunisce varie associazioni che si occupano di mobilità dolce, chiede un inquadramento a livello normativo che permetta di istituire una roadmap sicura per le città che desiderano diventare città 30. Adesso si sta creando un fenomeno abbastanza a macchia di leopardo, dove ci sono diverse città che l'hanno già fatto da diversi anni, ci sono altre città che hanno intrapreso un percorso, passare oltre il concetto di zona 30 verso un concetto di città 30, dove 30 km/h diventano la norma e 50 l'eccezione. Pesanti disagi nella tarda serata di ieri nel centro storico di Asolo, poco dopo le 22, un guasto alla linea elettrica da 20.000 volt che serve la zona ha provocato il distacco della corrente per oltre 400 utenze abitative, senza contare negozi, attività ricettive per 4 ore. I tecnici Enel, a lavoro dall'una, hanno allestito un primo gruppo elettrogeno per ripristinare la corrente e successivamente un secondo generatore. In totale le utenze sono rimaste sguarnite dalle 22 alle 3 del mattino, dalle 9 alle 11:30. All'origine del problema ci sarebbe la fusione di alcuni giunti. Il lavoro dei tecnici è proseguito nella giornata di oggi e proseguirà nelle prossime ore. Si stima che il problema possa essere risolto domani mattina. Siccità e caro energia evidentemente spingono in alto anche le bollette, lo afferma il consorzio di bonifica Piave. Sentiamo. L'acqua scarseggia ormai da un anno e diventa ancora più dispendioso distribuire quella poca che c'è. Se a questo si aggiunge il caro energia, ecco la tempesta perfetta che si traduce per il consorzio di bonifica Piave in un aumento dei costi a carico degli utenti, che proprio in questi giorni stanno ricevendo i bollettini. Abbiamo avuto un maggiore consumo di kilowattora e una triplicazione del costo dell'energia. Perciò queste due cose messe assieme ci hanno provocato uno sconquasso, diciamo, del bilancio, che tra l'altro tra le pieghe del bilancio, siccome ci mancavano quasi 4 milioni per coprire la differenza, 2 milioni siamo riusciti a recuperarli con maggiori economie e scelte diverse all'interno del funzionamento del consorzio. E altri 2 milioni abbiamo dovuto invece chiederli agli utenti. Rincari che pesano soprattutto per alcuni settori agricoli. Soffre un po' meno chi ha la fortuna di gestire il prosecco, ma soffre molto di più chi ha il mondo del latte e della carne, che già di per sé come mercato e come momento particolare sta soffrendo moltissimo. La prolungata assenza di precipitazioni allarma sempre più, e non solo l'agricoltura. Nella Marca le falde da cui si attinge l'acqua potabile non sono mai state così basse. Facendo riferimento al monitoraggio che sta sviluppando, che sta portando avanti l'ARPA, noi non abbiamo mai raggiunto un livello così basso da quando si fanno le verifiche del livello delle falde nelle nostre zone. I consorzi premono per la realizzazione di invasi per raccogliere l'acqua piovana e finanziamenti per la trasformazione irrigua con sistemi più efficienti. Io credo che la prima cosa che dobbiamo riuscire a fare è trattenere l'acqua che abbiamo a disposizione e cercare di utilizzarne il meno possibile per ottenere lo stesso effetto.
Forti raffiche di vento, una nave traghetto greca è finita questa mattina a Venezia contro le briccole, i pali che delimitano i tratti navigabili in laguna, come vediamo nelle immagini girate dalla nostra telespettatrice Daniela Pepe. Il cargo della matrice Olympic Champion non ha riportato danni. Ad allertare la capitaneria è stata una chiamata dei piloti del porto che hanno segnalato l'urto del traghetto contro le briccole che delimitano il canale navigabile durante la manovra d'ingresso alla darsena di Fusina. Dalle prime valutazioni l'incidente sembra essere stato causato dall'improvvisa raffica di vento, ma la capitaneria ha disposto verifiche tecniche sulla nave e sta accertando ogni altra possibile anomalia. Questo pomeriggio, sempre a causa del forte vento, 3 persone che si trovavano a bordo di una imbarcazione finita in secca nel canale dei Petroli, località Cassa Colmata a Venezia, sono state tratte in salvo dall'elicottero Drago 148 dei Vigili del Fuoco di Venezia. La barca, ingovernabile per il forte vento, è stata sospinta in secca dove i 3 erano rimasti bloccati. Siamo alla politica, oggi si vota le primarie del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario, sono 61 i seggi allestiti in tutta la Marca trevigiana, andiamo a vedere. Lei Schlein e lui Bonaccini, c'è stato un dibattito interno in famiglia? No, ognuno accetta le idee dell'altro. Prego? Litighiamo per altro. La donna, decisamente. Ha secondo me le idee molto più chiare e io sono anziana ormai, anzi, diversamente giovane, ma lei è giovane, dobbiamo mandare avanti i giovani. Bonaccini mi pare un po' più della vecchia guardia, invece Schlein mi pare un po' più moderna. Voterò Bonaccini perché è solo la persona giusta, qualificato, in modo preparato. Bonaccini. Come mai? Per l'unità e soprattutto non mi piace che utilizza il partito come un autobus, entra, esce e poi ritorna. Idee chiare e voglia di cambiamento, non ci sono dubbi su questo. Tra i tanti elettori che oggi hanno scelto uno dei 61 seggi allestiti nella Marca per dare il loro contributo e scegliere il nuovo leader del Partito Democratico. Dopo tanto tempo si torna a sentire parlare di rottamazione. Li abbiamo provati tutti, quindi abbiamo già visto, hanno già dato, diamo forza a loro. Voto per le primarie dopo l'uscita di Renzi. Adesso c'è da capire quanto si rinnova, quanto si riesce a portare nel vecchio PD nuova linfa, perché sennò non si riesce assolutamente. Secondo lei il vecchio PD ha fallito? Beh sì, ha fallito. Da Fiera a Sant'Antonino, affluenza, riferiscono i presidenti di seggio, anche sopra le aspettative. A Trevignano alle 12 di questa mattina avevano votato in 50. Il flusso è buono, ci pare che sia buono sia in questo seggio che negli altri di cui abbiamo notizia. Ha visto arrivare anche non elettori del PD? Sì, ci sono anche non elettori del PD che vengono. Sì. Quale motivo secondo lei? Penso che ci sia una voglia di rinnovamento, di cambiamento e di impegnarsi un po' di più. È una festa per il nostro Partito Democratico, una festa di democrazia. In città ci auspichiamo almeno 2.000 votanti e in provincia 8-10.000. In visita ai seggi delle primarie anche il candidato sindaco per il centro-sinistra Giorgio De Nardi, che oggi si è espresso in materia di sicurezza. Troppa repressione da parte della giunta Conte, ha detto serve più dialogo. In bicicletta da un seggio ad un altro, il candidato sindaco del centro-sinistra Giorgio De Nardi oggi ha visitato tutti i seggi allestiti nel capoluogo per le primarie del Partito Democratico, confermando però la sua intenzione di non esprimere alcuna preferenza. Non voto perché ritengo che sia giusto mantenere una posizione neutrale nei confronti anche dei 2 candidati. Io ho intenzione di collaborare nel migliore dei modi con entrambi. Voglia di cambiamento tanta, dice. Una campagna elettorale involata è come far partire una start-up. Si dice pronto a mettere mano alle inefficienze della politica. Non è un fatto di opposizione, ma è un fatto proprio di politica. Deve cambiare ritmo, deve essere molto più vicina ai cittadini.
Ad ordinanze poste di blocco sul territorio modello Via Roma, De Nardi propone operatori di strada ed interventi di prevenzione. La sicurezza per l'attuale giunta viene considerata praticamente repressione e utilizzo delle forze dell'ordine. Per noi le forze dell'ordine servono solo come ultima istanza. Dobbiamo, dice, offrire ai giovani alternative alle risse del sabato pomeriggio. L'ultima in ordine di tempo sarebbe accorsa ieri pomeriggio nella zona dietro al Teatro Comunale, sempre tra giovanissimi. Una volta c'erano gli operatori di strada che sono stati eliminati, che io sappia, e quindi per esempio questa è una figura importante che deve avere certe caratteristiche, deve poter parlare con i giovani, con i ragazzi e intervenire nelle sacche di disagio. Io credo che andrò tra di loro, li cercherò un sabato pomeriggio e spero di riuscire a parlarci, perché secondo me è fondamentale che ci sia una presenza concreta, forte. Biciclettata anche per il candidato sindaco del Terzo Polo, Nicolò Rocco, per esportare il modello del Parco Eolo anche in altri parchi della città, questa volta il Parco Ali Dorate. Sulla scorta di quello che è stato il Parco Eolo, l'esperienza del Parco Eolo, ecco c'è una proposta all'interno anche di riproporre una cosa similare anche all'interno del Parco Ali Dorate. Il modello Parco Eolo per tutte le aree verdi della città, non solo panchine e giochi, ma anche percorso vita, auditorium a cielo aperto, campetti sportivi. Per Nicolò Rocco, candidato sindaco per il Terzo Polo, i parchi di Treviso devono cambiare pelle, diventando luoghi di aggregazione dove trascorrere attivamente del tempo per tutte le età. Per lanciare la proposta, Rocco ha promosso oggi una biciclettata con partenza proprio dal Parco Eolo fino al Parco Ali Dorate e qui un picnic. Io invito tanti trevigiani, se non lo conoscono, ad andare al Parco Eolo, perché ci sono ragazzi di 13, 14, 15, 16 anni che giocano e si sentono i custodi del parco. Se un ragazzo di 14 anni si sente custode di uno spazio, vuole bene a quello spazio e si sente parte di una comunità. La mattinata è stata anche un momento di ascolto e confronto tra diverse generazioni. Io ho visto anche in periodo post-pandemico, quando magari le attività per gli adolescenti erano chiuse o limitate, che il Parco Eolo è stato proprio un punto di ritrovo molto positivo, di aggregazione sana per i ragazzi. Fare un parco di questo tipo in ogni quartiere significa riqualificare il quartiere, significa dare un servizio, e quello che abbiamo visto anche con il Parco Eolo è che il quartiere in qualche modo si è anche riqualificato e quindi c'è un'esigenza da parte dei quartieri di avere questi spazi. Sono piccoli progetti, sappiamo che sono piccoli progetti, ma sono progetti essenziali e vitali, e per questo ne vogliamo proporre uno in ogni quartiere di Treviso. Vorrei prendere un caffè con il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Le parole hanno un peso. A parlare è Manuela Pelizzon, Presidente di Agedo, l'Associazione dei Genitori di Persone Omosessuali della Marca, dopo le dichiarazioni della seconda carica dello Stato sui figli gay. Se avessi l'occasione di incontrarlo, innanzitutto prenderei un caffè con lui, mi siederei in un tavolino e forse gli spiegherei alcune situazioni, perché comunque, ad esempio, dire, forse sì, come poi infatti ha ribadito, dire non lo so perché non ce l'ho, avrebbe fatto più bella figura. E poi il fatto dell'accettazione, non è che ci deve essere un'accettazione, io credo serve un'accoglienza, cioè bisogna accogliere il proprio figlio per quello che è o la propria figlia. Le parole hanno un peso, soprattutto se arrivano dalla seconda carica dello Stato. A dirlo Manuela Pelizzon, presidente di Agedo, l'associazione dei genitori di persone omosessuali della Marca, nei giorni in cui alcune dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, pronunciate nel corso della trasmissione TV Belve, hanno innescato una bufera. Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale, accetterei con dispiacere la notizia, ha detto La Russa. Vorrei che mio figlio mi somigliasse, altrimenti pazienza, sarebbe come se fosse milanista. Mancanza di conoscenza che si traduce, dice Pelizzon, in un problema di linguaggio. Il tema è educativo. Non si fa niente per educare al linguaggio, cioè nel senso che anche quando si chiede, ad esempio, di poter fare, noi abbiamo dei progetti che vorremmo portare nelle scuole che proprio insegnerebbero il linguaggio corretto, farebbero capire anche cioè chi sono i nostri figli e le nostre figlie e com'è la nostra vita e la loro vita, che sicuramente è più difficile, ma a causa di un mondo ostile fuori, comunque le porte ci vengono chiuse perché si dice che andiamo a fare propaganda.
Non ideologia gender né politicamente corretto, ma vita vissuta, sostengono i genitori dell'Agedo di Treviso. Manuela è madre di Filippo, 27 anni, che vive felicemente in Svezia con il compagno. Insomma, qui la politica dei partiti c'entra poco o nulla. Anche perché, ribadisco, che non è che quando un figlio o una figlia nasce decide di nascere in una famiglia di sinistra o di destra, cioè, no, qui quello che è come si dice, l'idea politica, l'idea partitica, cioè, non c'entra niente, figli nascono e basta. Il tema del fine vita. A Treviso prosegue la raccolta firme avviata dall'associazione Luca Coscioni perché il Consiglio regionale tratti l'argomento e superi l'immobilismo del Parlamento. I tempi sono maturi. Noi stiamo raccogliendo le firme su una proposta di legge regionale per rendere attuativa una sentenza della Corte Costituzionale. Siccome il Parlamento italiano è in arretrato, i partiti non hanno voglia di farlo, lo stiamo facendo qua nel Veneto, è una regione, come dire, pilota in questo senso. Di fronte all'immobilismo del Parlamento sul tema del fine vita si guarda al Consiglio regionale del Veneto, complici anche le dichiarazioni di apertura ribadite dal presidente Luca Zaia in occasione della presentazione del suo ultimo libro, da qui la raccolta firme avviata in tutto il territorio dall'associazione Luca Coscioni. Molto semplicemente noi cerchiamo di esplicitare i passaggi normativi per cui la regione con il sistema sanitario possa intervenire nel suicidio medicalmente assistito. C'è già stato un caso in provincia di Vicenza, Stefano Geller, che ha già ottenuto l'ok dall'ASL perché ha i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, e noi chiediamo che sostanzialmente quel buon esempio che c'è stato in Regione Veneto sia applicato in tutte le ASL, anche a tutela dei sanitari. L'obiettivo è arrivare presto a 7.000 firme e colmare così un vuoto normativo. Trevigiani sono assolutamente pronti, lo dimostrano i sondaggi, anche sondaggi recenti, e lo dimostra la partecipazione ai tavoli e la raccolta delle firme. Ad ogni tavolo raccogliamo mediamente più di 100 firme. Parliamo di clown, sono pronti a tornare nelle corsie degli ospedali, la pandemia li ha tenuti lontani, andiamo ad ascoltarli. Stiamo attendendo veramente con trepidazione di riprendere il nostro percorso di clown di corsia. I clown di Viviamo in Positivo sono pronti a tornare negli ospedali della Marca per regalare un sorriso, un momento di leggerezza ai pazienti ricoverati. Il Covid ha tenuto in questi 3 anni lontani dalle corsie i volontari che non si sono però mai fermati, reinventandosi e trovando ospitalità nelle strutture per disabili e nelle RSA. Prima in pieno lockdown con incontri online, poi entrando fisicamente nelle strutture con spettacoli di un'ora organizzati per intrattenere gli ospiti. Diversa invece l'attività negli ospedali, nessun copione viene preparato, lasciando spazio all'improvvisazione. Si entra sempre in punta di piedi, colorati sì, ma sempre stando attenti a non disturbare. Si bussa e quello che troviamo quando entriamo non lo sappiamo. I clown di VIP Treviso sono pronti a farsi conoscere meglio domenica 12 marzo nei bastioni San Marco a Treviso a partire dalle 9:30 con la Gnognaran in memoria di Angela Mignogna, clown scomparsa un anno fa. Noi per ricordarla abbiamo deciso di stravolgere questo evento e provare a creare qualcosa di positivo per gli altri come faceva lei sempre. Mercatini, giochi, spettacoli, gli ingredienti della giornata che sarà anche l'occasione per raccogliere fondi destinati alle strutture che ospitano il servizio di clown terapia, ma anche per avvicinarsi come volontari all'associazione. Abbiamo programmato per l'inizio del 2024 il nostro prossimo corso che durerà 3 giorni. Sarà preceduto dalle serate informative e troverete tutto sulle nostre pagine, diciamo, sia di Facebook, Instagram, e quindi vi aspettiamo e diventerete dei clown come noi. Venite in questa pazza famiglia, vi aspettiamo e vi aspettiamo alla Gnognaran. Soprattutto. Per fare del bene agli altri. Ciao! Ciao! Un calendario per i ragazzi delle scuole trevigiane per conoscere il territorio, la natura, utilizzando ovviamente il gioco. Il progetto La Storga è stata per noi un'enorme possibilità di poter mostrare un luogo che definiamo noto e sconosciuto ai trevigiani,
a tutti i ragazzi che vengono a conoscerci, a conoscere questo parco meraviglioso, questo polmone verde che abbiamo in una città come Treviso. Un gioco da tavolo ma anche un calendario. La Storga lancia Store Game, un calendario tutto da ritagliare e da giocare. Uno stile divertente ma con una profondità poetica, un progetto che ha un grande valore per i ragazzi. È dedicato ai più piccoli ma non solo ovviamente, oggi lo vediamo qui con i piccini delle scuole. Il valore dov'è? C'è il valore ovviamente in un contenuto che è dedicato all'ambiente, ma soprattutto all'ambiente quello proprio intorno a noi, che ci circonda, e quindi alla conoscenza degli animali che possiamo incontrare e vedere, che ci sono nei fiumi o che ci sono come le papere e i nostri germani. Noi abbiamo un bosco che è stato ripiantato completamente, della grandezza quasi dell'intera cinta muraria della città di Treviso, e vogliamo mostrarlo, vogliamo fare con i ragazzi laboratori in cui possano conoscere la meravigliosa natura che ci circonda letteralmente dentro il parco e dove possiamo anche insegnare qualcosa in più per il rispetto di questa natura. Contenuti abbinati al gioco, un progetto a 360 gradi per un messaggio di consapevolezza di tutto ciò che ci circonda, che sarà consegnato a tutte le scuole di Treviso. Il ricavato delle vendite, offerta libera a partire da 10 euro, verrà devoluto al finanziamento del progetto di ristrutturazione del Parco della Storga, per renderlo fruibile a famiglie e bambini per gite, camp e centri estivi, e delle iniziative rivolte alle scuole del territorio. Qual è il fine? Una maggiore consapevolezza di cosa ci circonda e di quanto noi possiamo fare per mantenerlo così com'è e conservarlo. Siamo al servizio che ogni domenica ci riporta indietro nel tempo ai nostri archivi, e nel febbraio di 32 anni fa, quando la guerra in Iraq aveva creato una mobilitazione generale al punto che il comune di Treviso istituì una commissione per la pace. Vediamo. Mentre il conflitto sembra essere giunto ad un momento di svolta e si attendono con ansia gli avvenimenti dell'ultima ora, Treviso si mobilita, forse in modo un po' tardivo, verso iniziative di pace. Due forme molto diverse, quelle che hanno caratterizzato la giornata odierna, ma con un unico scopo: sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della pace e della risoluzione politica nelle controversie internazionali. La prima, con i crismi dell'ufficialità, è stata la seduta di apertura della nuova Commissione Consiliare per la Pace. Una commissione fortemente voluta soprattutto dai Verdi, che si riunirà periodicamente, vedendo la partecipazione dei capigruppo politici. L'incontro di oggi è stato disertato da alcuni, forse per l'improvvisa convocazione da parte del sindaco, che ha avvisato un po' in ritardo gli interessati. Intanto, mentre i consiglieri esprimevano le diverse opinioni dei rispettivi partiti nei confronti della guerra in atto, in piazza San Parigio si svolgeva una manifestazione più informale ed improvvisata. Alcuni gruppi musicali trevigiani si sono infatti avvicendati sul palcoscenico in un concerto contro la guerra, organizzato tra gli altri da Radio Cooperativa, Comitato contro la guerra, Democrazia Proletaria. I complessi hanno partecipato tutti gratuitamente e rappresentavano i nuovi generi della cultura rock. Si andava dalla new wave al punk, dal reggae all'hardcore. Un pubblico molto vario che ha partecipato dunque non solo per ascoltare un po' di quella musica che raramente trova spazio, ma anche per discutere in modo diverso di guerra e di pace. In chiusura vi ricordiamo che proseguono le ricerche per ritrovare l'85enne anziano che si è allontanato dalla casa di riposo di Arsia. Siamo nel Bellunese, ricerche che sono proseguite anche nella giornata di oggi con i droni, con gli operatori da terra. Poi si è elevato in volo anche l'elicottero Drago 148, ma per ora non si hanno notizie dell'85enne. Questa era la nostra ultima notizia, siamo alle previsioni del tempo come sempre. Io vi auguro una buona domenica e grazie per averci seguito. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un tempo asciutto ma nuvoloso sul nostro territorio. Il dettaglio di lunedì 27 febbraio. Sul Veneto cielo in prevalenza grigio e coperto, anche se a tratti sarà possibile qualche locale schiarita. Neve a quote collinari, bora in pianura, specie su costa e zone limitrofe. Temperature in lieve calo ulteriore, minime tra -2 e 2 gradi, massime tra i 5 e i 7 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso niente sole in giornata, cielo in genere nuvoloso con bora sostenuta sulla costa e possibili raffiche molto forti. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi anche in questo caso e sarà piuttosto ventoso. Temperature minime sotto 0, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.